Siamo nello studio dell'assessore Angelo Grattarola, assessore alla salute della regione Liguria, e con il quale cerchiamo in questa puntata di affrontare i tanti temi che toccano la sanità ligure. Ringrazio intanto l'assessore di questa disponibilità. Grazie a voi. Assessore da un paio di mesi, quindi le chiedo subito come si sente in questo nuovo ruolo, quindi da tecnico oggi a politico. Sì, sono quasi 2 mesi, diciamo che l'impegno è gravoso, è importante, è un assessorato molto impegnativo, tante cose sono da fare, tante cose sono state fatte, bisogna portarle progressivamente a terra e quindi insomma io e tutto il mio staff si impegnerà al massimo insieme a tutti gli altri organi che in qualche modo hanno a che fare con la sanità, quindi da Alisa a tutti i direttori generali, le aziende, per far sì che diciamo così, questa nuova progettazione col piano sociosanitario avvenga nel modo più proficuo possibile. Lei ha una grande esperienza nella medicina, anche nell'emergenza urgenza, quindi le posso chiedere quali sono le problematiche in questo momento che Regione Liguria affronta proprio sulla sanità, le criticità principali che ha sul tavolo? Ma guardi, il problema fondamentale che affligge il Paese, non solo la Regione Liguria, è la carenza cronica di personale. Personale non solo delle zone diciamo, legate all'emergenza, cioè la medicina d'urgenza, quindi i medici del pronto soccorso, oppure gli anestesisti rianimatori, ma oggi cominciamo a vedere carenze importanti anche di altre discipline. Mancano i ginecologi, mancano gli psichiatri, mancano persino i medici di famiglia, alcune aree sono davvero in difficoltà, manca la continuità assistenziale, quindi la guardia medica in alcuni settori. Quindi vi è una profonda e grave crisi di vocazione le cui cause vanno ricercate intanto indietro nel tempo. Esatto, come si è creata questa bolla? Si è creata in questo modo, cioè sono state fatte delle cattive programmazioni da parte degli organi, indietro nel tempo, non saprei neanche più datarla. Devo dire che non è legata al numero chiuso, qui va chiarito. Qualcuno dice che bisognerebbe togliere il numero chiuso. Il numero chiuso in realtà, o numero chiamiamolo più che chiuso, che sembrerebbe qualcosa che preclude, ma un numero programmato, è legato alla capacità degli atenei di formare le persone. Ed è evidente che se un ateneo ha una potenzialità formativa non possiamo caricargli oltremodo studenti, perché rischierebbe di abbassare i livelli di qualità. Allora sono nati altri atenei, no, negli anni passati, e questo ha permesso anche una maggiore capillarizzazione della formazione uscendo dai tradizionali atenei storici. Però poi il vero problema non è il numero dei medici che si producono, è il numero degli specialisti. Lì c'è un imbuto, voglio dire, c'è una strozzatura tra il numero dei medici, cioè il numero dei laureati in medicina e il numero dei medici che accedono alle scuole di specializzazione. Non esiste nessuna attività, diciamo ospedaliera, ma anche territoriale ormai, che non prevede la specializzazione. Si può accedere all'ospedale per quella disciplina solo se si è in possesso di quella specializzazione o di una disciplina equipollente. E lì il primo problema, il numero di borse di studio negli anni passati erano troppo poche. Poi il Covid ha fatto ripensare i ministeri e allora le borse di studio sono aumentate, ma ahimè sono aumentate sì, ma il lavoro non è stato orientato, vale a dire sono state aumentate le borse di studio in generale tutte, anche quelle di cui in fondo non dico non ve ne sia la necessità, ma vi è una minore carenza. Allora sarà necessario orientarlo il lavoro, cioè rallentare alcuni settori per incentivarne altri. Se no è ovvio che la medicina d'urgenza, l'anestesia e l'animazione, che sono le più, posso dire, pesanti, tra virgolette, perché hanno turni sabato, domenica, notte, conflittualità con l'utenza, che porta anche a volte a conflitti di tipo medico-legale, quant'altro, è un lavoro che oggi non appassiona più e quindi la gente se ne va e non ci viene, quindi abbiamo, diciamo così, il doppio problema. E questa china che arriva dal passato, quanto potrebbe durare ancora? Questa china durerà almeno fino, così, i numeri e chi si occupa un po' di statistica, almeno fino al 2000
e 25-26, che sono gli anni in cui si dovrebbe raggiungere una sorta di pareggio di bilancio, per una ragione anche di tipo storico. Il servizio sanitario nazionale e regionale, come lo conosciamo noi, è nato alla fine degli anni 70 e sono entrati quindi dentro a questi ospedali in massa una grande quantità di specialisti. Le discipline si sono in qualche modo parcellizzate, dalla medicina interna ad esempio sono nate un sacco di specialità, anche le chirurgie si sono divise, sono entrati molti specialisti, sono tutti quelli che hanno più o meno la mia età, noi rientriamo nella categoria dei baby boomer, no? Quelli nati tra il 46, dal dopoguerra fino al 64. E noi naturalmente usciremo in massa dal servizio sanitario. Soltanto verso il 2025-26, grosso modo, se non si commetteranno ancora errori di programmazione, si potrebbe arrivare a una sorta di maggiore stabilità. In questi anni che mancano, quindi il suo assessorato interviene proprio, diciamo, in un momento importante. Come pensa di intervenire? Che ricette ha, ecco, per risolvere, per far ripartire, insomma, questa situazione sul personale? Beh, intanto una delle attività, delle azioni che noi dobbiamo fare è non aspettare il 25-26 ma agire già ora, cioè orientare il lavoro verso quelle discipline, anche a mio modo di vedere, e questo non è un problema della Regione perché non è nelle corde della Regione ma è la contrattazione avviene a livello nazionale, quella di intervenire sui contratti. Il contratto collettivo nazionale di lavoro, a mio modo di vedere, deve avere il coraggio di affrontare il problema degli stipendi che devono essere diversificati in maniera significativa per persone che lavorano in determinati ambienti che oggi non sono considerati appetibili. Per un esempio? Mercato, bisogna non briciole, non piccole somme, devono essere sostanziali le differenze in modo tale da garantire a chi vuole approcciarsi al mondo dell'emergenza avere degli emolumenti che giustifichino lo sforzo, se no i nuovi medici cercano di andare a fare lavori che siano meno impegnativi, che permettono anche, voglio dire, di passare meno notti all'interno degli ospedali, festività sicuramente meno cariche, meno conflittualità ed è evidente che per una legge banale di mercato le cose più rare si pagano di più. Questo deve essere anche un cambio culturale del nostro Paese, cosa che non è mai stata fatta prima d'ora. Abbiamo visto che molti bandi vanno proprio deserti. Assolutamente, vanno deserti e vanno deserti soprattutto quando ci si sposta nella nostra regione dal centro verso la periferia. I nuovi medici, gli specialisti, i neospecialisti o gli specializzandi che grazie al decreto Calabria possono lavorare a partire dal terzo anno in poi, cercano di stare in una zona che consideriamo la loro comfort zone, cioè come potrei dire, il luogo dove si sono laureati, dove hanno fatto i primi passi da specializzandi, ospedali più grandi che offrono casistiche maggiori, ma noi dobbiamo riuscire a portare anche verso le periferie questi professionisti perché anche le periferie necessitano. Quindi questo è il ruolo anche, secondo me, strategico dell'Università di Genova che sta facendo un grande lavoro da questo punto di vista, proprio nel tentativo di in qualche modo allargare le braccia anche verso le riviere che sennò rimarrebbero un po' al passo. Puntare sulla formazione comunque in questo momento è fondamentale. Lei non pensa anche che per esempio medicina generale entrino in ruolo con una velocità che magari un tempo non accadeva, forse c'era anche più gavetta rispetto al passato, forse anche questo, forse ha accelerato anche il Covid negli ultimi anni un pochino alcune... No, medicina generale, per fare il medico di medicina generale non si può uscire dall'università e fare il medico di medicina generale, bisogna fare un corso di specializzazione di 3 anni. E anche quello è un settore, voglio dire, che vede abbastanza carenze nelle zone, chiamiamole un pochino più periferiche della regione, ma vediamo anche ambiti carenti in zone cittadine che mai ci saremmo aspettati. È quindi davvero una crisi di vocazione, tenendo presente che il medico di medicina generale è uno degli elementi strategici della futura rivoluzione del territorio. Con il PNRR nell'azione 6 che costruisce queste case di comunità, ospedali di comunità, il medico di medicina generale è, diciamo, il medico più importante in questo ambito e quindi anche lì bisogna cercare di in qualche modo incentivare l'avvicinamento a questo tipo di medicina da parte dei giovani medici.
Spesso si sente dire che i medici di medicina generale dovrebbero essere a contratto nelle ASL, perché in questo momento invece sono tipo dipendente là. Cosa ne pensa di questo? È una contrattazione a livello nazionale, di nuovo, no? Cioè, quindi questo è un tavolo che deve essere così. Ci sono vantaggi e ci sono pro e contro, evidentemente. Bisognerebbe trovare i vantaggi dell'uno e dell'altro e trovare una conformazione nuova di tipo contrattuale, in modo tale da avere la flessibilità che magari la contrattualistica attuale permette rispetto alla rigidità del dipendente, e però il vantaggio che la dipendenza ha in termini di tipo organizzativo. Certo, è un tavolo non regionale, anche questo è un tavolo che va svolto nelle sedi, chiamiamole centrali, del nostro paese. E anche la possibilità per un medico di lavorare in un altro ospedale piuttosto che in un'altra ASL, come la vede? Può essere guardi, io fin dal primo giorno, ma lo dicevo anche prima quando mi occupavo dell'emergenza della regione, ho sempre detto che considero il servizio sanitario della regione come una struttura unica, ancorché divisa da ASL, da ospedali, ma una creatura unica. Struttura che non deve avere conflitti tra ASL, nel senso di concorrenze. Noi non vendiamo automobili, no? Non abbiamo vantaggi se curiamo 2 malati in più o 2 malati in meno. Noi dobbiamo cercare di dare il meglio a tutti i cittadini da Ventimiglia a Sarzana che abbiano le stesse chance in qualunque punto. Chiunque abiti nella Liguria o ci passi da queste parti, abbia un problema di salute, deve avere queste opportunità. Perciò gli ospedali e le ASL, che sono delle strutture che hanno le loro caratteristiche giuridico-amministrative, organizzative, devono essere dal punto di vista del lavoro assolutamente permeabili, e quindi, cosa che già avviene, quando vi è un'area delicata, cioè in difficoltà, è necessario che le altre aree la supportino, in modo tale da garantire, ecco, l'equilibrio e il funzionamento. Dico sempre, facendo un ragionamento di famiglia, quando in una famiglia c'è un figlio che ha un problema, non è che gli altri fratelli e i genitori lo lasciano, lo supportano in quel momento, perché in quel momento c'è quel problema lì. E quindi girare la testa dall'altra parte pensando che sia un problema di altri è profondamente sbagliato, è ingiusto, anche perché gli altri domani potremmo essere noi e pretenderemmo di essere aiutati. Perciò questa, voglio dire, risposta corale deve essere presente, ma c'è in realtà, non abbiamo mai lasciato indietro nessuno. Però permettere questo spostamento è un passaggio che può essere preso dalla regione? In qualche modo. Ma lo è già, di fatto, guardi, l'ospedale San Martino, che essendo la struttura centrale che ha più facilità a volte a reclutare il personale per le ragioni che dicevamo poco fa, ha sempre supportato, e lo sta facendo ancora, per esempio nel mondo dell'anestesia e rianimazione, le strutture più in difficoltà. L'ASL 1, che ha avuto e ha qualche difficoltà in termini di personale perché non ha nemmeno aiuti da regioni limitrofe, perché non ha regioni limitrofe, c'ha la Francia che tutt'al più in qualche modo porta via personale con stipendi più allettanti. L'ospedale San Martino manda e ha mandato gli anestesisti lì a fare dei turni a supporto, e la stessa cosa lo ha fatto sulle altre ASL, sulla 5, sulla 4, laddove vi sono momenti di difficoltà, i ginecologi dal San Martino allo Scassi e i cardiologi, insomma in qualche modo laddove vi è necessità deve intervenire chi ha di più o ne ha relativamente di più. Non è che siano, voglio dire, ricchi, ma comunque hanno meno crisi e quindi danno una mano. Questo anche per evitare o limitare il più possibile il ricorso alle cooperative. Perché il ricorso alle cooperative, io non ho nulla da dire contro i professionisti delle cooperative che sono medici come gli altri, ma ritengo che la cooperativa sia completamente deconnessa dal tessuto sanitario della regione. Un medico che viene a fare un turno della cooperativa piomba in una struttura e non sa che cosa. Un grande cuoco
un Carlo Cracco può venire nella mia cucina, ma se non gli dico dove ho messo le pentole o come sono organizzati i fuochi, potrebbe fare delle performance più basse rispetto al suo standard, no? E allora qui la stessa cosa, il ricorso alla cooperativa deve essere davvero straordinario, cioè laddove veramente rischio di chiudere un servizio, temporaneamente posso fare intervenire la cooperativa, ma con un provvedimento che sia solo un ponte verso una maggior stabilizzazione. Anche perché hanno un costo, immagino. Hanno un costo e hanno un costo di mercato, vale a dire se non mi dai tanto non vengo. Ecco, mentre voglio dire gli incentivi che si danno all'interno delle strutture ospedaliere sono normati da regole dello Stato, da regole di contratto, ma anche da regole, chiamiamolo, più calmierate dentro la regione. Per esempio la storia dei 100 euro, no, che è stata data per i medici che lavorano in pronto soccorso, lì andiamo ben oltre i 100 euro. No? E quindi in fondo c'è anche questa disparità, no, tra chi lavora all'interno e chi viene da fuori che guadagna molto di più. Questa cosa di cui sta parlando ritorna sul tema della mancanza di personale, è importante perché va a toccare vari reparti, uno in particolare di cui si parla molto e ciclicamente torna fuori, generalmente poi in estate, è quello dei pronto soccorso. Se ci può fare un quadro dei pronto soccorso della situazione in Liguria. Ma guardi, il pronto soccorso della Liguria soffrono tutti della carenza di personale, poco più, poco meno, per le ragioni che dicevamo all'inizio, cioè perché i giovani medici cercano di fare altro perché quello è un lavoro in qualche modo che non paga più, a parte qualcuno che abbia una particolare passione, in generale non lo vogliono più fare. E poi vi è il problema, l'altra parte, è che i pronto soccorso sono presi spesso d'assalto e lo sono maggiormente nei periodi invernali, quando la combinazione delle infezioni aerotrasmesse, cioè infezioni virali di tipo influenzale, in qualche modo portano i pazienti al pronto soccorso. Ma una delle ragioni più importanti del sovraccarico dei pronto soccorso è la desertificazione del territorio. E allora ecco che una delle soluzioni per poter detendere i pronto soccorso e quindi rendere anche ambienti più sani dal punto di vista del clima lavorativo ed evitare quindi emorragie da parte dei medici e degli infermieri che lì ci lavorano, è quella di potenziare il territorio. Ne abbiamo sempre parlato, sono sempre stati fatti slogan sulla integrazione ospedale-territorio, tanti bla bla, ma finalmente oggi abbiamo uno strumento che è l'azione 6 del PNRR. Avrete sentito parlare delle centrali operative territoriali, degli ospedali di comunità e delle case di comunità. Noi dobbiamo popolare il territorio in modo capillare, come è previsto dal piano, in modo tale che i soggetti, cioè i pazienti, la gente che ha problemi di tipo sanitario, non cerchino risposte al pronto soccorso come fanno oggi, ma vadano in questi luoghi. Sono problemi di bassa complessità, dove in qualche modo lì trovano soluzione, mentre oggi, non essendoci questa struttura, la funzione del territorio potenziato è duplice, non soltanto è un filtro nei confronti del sovraccarico dei pronto soccorso, ma al contempo gli ospedali di comunità fungono da spugna di assorbimento nella fase post-acuta dei pazienti e quindi noi potremmo avere un turnover maggiore dei pazienti dimessi dall'ospedale che prima di tornare al proprio domicilio hanno bisogno ancora di qualche giorno. Questo è vero sempre ed è tanto più vero in Regione Liguria, dove è una regione anziana, la più anziana d'Europa, ha pazienti che a casa hanno convalescenze complesse, magari poco di tipo medico, ma molto di tipo assistenziale. Ecco allora che la funzione del potenziamento del territorio ha questa doppia missione. Poi ci torniamo sul PNRR, devo chiedere un focus, se può, sull'ASL 4, sul pronto soccorso dell'ASL 4. Quest'estate c'è stato un periodo di iperaffollamento tra luglio e agosto, con una situazione all'interno del pronto insomma abbastanza drammatica, ecco, sia sulla questione personale sia sulla questione proprio dell'accoglienza dei pazienti. Guardi, il problema dell'ASL 4, cioè l'ASL 4 patisce come tutti i pronto soccorso la carenza del personale, questo naturalmente rende la macchina più debole evidentemente. Se dove ho 3 salette aperte ho meno medici, ne devo avere 2, è evidente che la fila si allunga, no? È inevitabile.
tenendo conto che poi il pronto soccorso ha un mandato principale, prima deve risolvere i problemi più acuti, cioè i rossi, i codici rossi e i codici arancione, che sono i due codici diciamo di massimo interesse, poi evidentemente gli altri tendono ad avere tempi d'attesa più lunghi. In realtà il pronto soccorso di Lavagna però non patisce come patiscono i pronto soccorso della città, quindi se c'è un problema di affollamento del pronto soccorso questo è tanto più vero nella città. Lavagna ha qualche problema, ma direi che è di minore entità rispetto alla città di Genova, dove invece i problemi sono acuti e lo sono quasi tutti i giorni, soprattutto nel periodo invernale. Tanto lì si sta lavorando anche un progetto di ampliamento dell'ospedale di Lavagna con il soccorso attraverso l'associazione Malati del Tigullio, quindi in prospettiva futura teoricamente ci potrebbe essere... Sì, è un ospedale strategico, serve in quella zona, diciamo è l'ala di levante della città metropolitana di Genova, no? Quindi che però dista da Genova un numero di chilometri non sufficienti, cioè non troppo elevati per poter non avere strutture al suo interno, quindi diciamo che ben vengano tutte le diciamo, potenziamenti, riorganizzazioni di quell'ala perché è importante. E invece la rivisitazione della centrale operativa dei 118, che quindi potrebbero riguardare anche Lavagna, questo invece come la vede? Ma guarda, questo è davvero un finto problema, no? Noi abbiamo 5 centrali operative, in realtà le centrali operative sono dei centralini telefonici all'interno dei quali c'è un medico, parlo del 118 perché il 112 ha sede a Genova che è la centrale principale di smistamento ai vari diciamo, altri enti, nel caso del 118 l'ente sanitario dell'emergenza, ma anche i vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri eccetera eccetera. Limitiamoci al 118. Il 118 troverà dall'altra parte un medico e poi diciamo degli infermieri o dei laici, cioè dei tecnici formati. In realtà queste persone che localizzano diciamo, la persona che sta chiamando, quindi da dove sta chiamando, eccetera, poi intervistano attraverso un'intervista strutturata, attraverso una specie diciamo, di dispatch nel quale uno fa delle domande per capire dall'altra parte quali sono i problemi. E nel momento in cui ha fatto questo tipo di attività decide di mandare l'automedica, l'ambulanza da sola, l'automedica con l'ambulanza, eccetera. In linea del tutto teorica uno potrebbe avere una centrale operativa sola, no? Se vuole, perché potrebbe rispondere, basta potenziarla, averne una sufficiente a garantire col numero degli operatori i tempi di risposta. Una non basta perché naturalmente potrebbe esserci un sovraccarico o qualche problema di tipo tecnico e allora ha bisogno di traboccare su altre strutture. La regione Lombardia, che conta quasi 11 milioni di persone, ne ha 5. Tante quanto noi, quindi mi pare che il rapporto, ma anche altre regioni ne hanno un numero molto più piccolo. Noi dovremmo arrivare ad averne 3, una al centro, una a levante e una a ponente. Ora, dove mettere quella al centro è abbastanza facile perché c'è già la centrale. Dove mettere quella di levante e di ponente vedremo perché poi è un problema anche strutturale. Guardi, è un finto problema per i cittadini non si accorgerebbero nemmeno, perché uno telefona, viene smistato alla centrale di competenza, quale risponderebbe tranquillamente come sta facendo oggi. Quindi potremmo avere addirittura una centrale operativa a Bangalore. Tanto al cittadino poco interessa chi c'ha dietro, basta che gli diano la risposta che avviene già oggi. Quindi, e potrebbero obiettare quello che poi già avviene, che magari conoscono meno il territorio. No, ma il territorio lo devono conoscere, il territorio viene conosciuto tramite la mappa che hanno davanti, quindi non è che, voglio dire, non c'è necessità di avere un locale per capire. Una volta che ha capito come funziona e ha la mappa davanti, voglio dire, la intercettazione del chiamante è diciamo fatta in modo automatico. La pubblica assistenza, per fare un esempio, che sta sul territorio. Cambiano le automediche, le ambulanze, non cambia nulla viene toccato, nessuna modifica in quel senso. Il numero delle centrali deve diventare più snello perché noi abbiamo anche bisogno, non abbiamo personale per garantire tutte queste cose, quindi lì dentro ci sono infermieri, noi oggi abbiamo una fame enorme di infermieri e quindi dobbiamo cercare di trovare anche attraverso l'utilizzo sapiente
dei tecnici, cioè di persone formate come al 112 e in parte al 118 di Genova già fanno, per poter in qualche modo dare la stessa risposta, diciamo, in maniera più economica. Quindi questo disegno potrebbe vedere la luce? Fa parte del piano sanitario regionale, quindi è contenuto al suo interno. E sui privati invece le posso chiedere cosa ne pensa? È uno dei temi di grande dibattito, no? Sulla possibilità o meno di affidare incarichi a privati. Ma io ho sempre detto che non ho mai capito per quale motivo ci sia. Tante volte i giornalisti mi hanno sempre fatto questa domanda nella quale c'è sempre dentro un seme, voglio dire, quasi a dire, ma lei è mica uno di quelli che è interessato alla sanità privata? Ma io dico che il privato o il pubblico che sia, che concorre alla salute dei cittadini, purché entrambe, perché ce n'è per il pubblico e ce n'è per il privato, rispettino le regole di ingaggio, garantiscano i livelli stabiliti. A me poco importa che poi sia il pubblico o sia il privato, l'importante è che il livello di assistenza sia lo stesso. Faccio un esempio: un cittadino di Milano che va a farsi ricoverare all'ospedale Niguarda, che è l'ospedale più grande pubblico della città, o al Policlinico di Milano, oppure va all'Humanitas o al San Raffaele, che sono due colossi privati, non gli cambia nulla, non sa nemmeno chi sia il proprietario dall'altra parte, perché al cittadino importa sostanzialmente avere risposte di livello, di qualità. Poi dire che la Regione Liguria, come si sente dire da qualcuno, voglio dire, stia cedendo al privato chissà cosa, vorrei ricordare che la Regione Liguria è tra le regioni che ha il più basso valore di sanità privata tra le regioni italiane, è a poco più dell'11%, poco più della Toscana che ha il 10,6, 10,7, addirittura l'Emilia Romagna, no? Che ha ancora più della Liguria. Quindi dire che noi abbiamo ceduto al privato mi sembra quantomeno numericamente, voglio dire, scorretto. Ecco. Poi comunque dentro la sanità privata, privata convenzionata, privata che gestisce il pubblico, che gestisce una struttura pubblica, quindi a gestione privata, ci sono dentro a quelle strutture uomini e donne che tutte le mattine si alzano, come fanno i loro diciamo, colleghi delle strutture squisitamente pubbliche, per andare a lavorare, per portare a casa, voglio dire, quello che serve per mantenere le famiglie, vanno per fare il proprio lavoro e quindi per curare le persone. Quindi non è che nella sanità privata c'è un tarlo o c'è un baco che per definizione, solo perché è privata, venga considerata, diciamo così, anomala. Ecco. Ci può essere una collaborazione, come diceva, nel rispetto delle regole. Ma anche il pubblico deve garantire il rispetto, perché non è che siccome è pubblico, voglio dire, sia automaticamente voglio dire, assolto da qualunque tipo di... Anzi, il pubblico deve rendicontare quello che fa e deve garantirlo anche nel rispetto delle regole, tanto quanto il privato. Per risolvere alcune problematiche chiaramente ci vogliono soldi. Dal punto di vista dei fondi, da dove possono arrivare, quali sono le sue preoccupazioni? Beh, guardi, abbiamo finito la settimana scorsa il riparto del 2022, paese lento. La conferenza Stato-Regioni ha chiuso nel 2020, il riparto del 2022. Il riparto è la quota di denaro che lo Stato centrale dà per la sanità, che non è tanto in Italia perché è poco meno del 7% del prodotto interno lordo contro paesi come la Francia che è all'8%, la Germania che è al 9%, quindi comunque è stato fatto questo riparto in una discussione anche, le posso garantire, abbastanza accesa con altre regioni perché ognuno porta le proprie problematiche. Ci sono regioni come la Campania, molto giovani, che hanno cercato di fare valere il peso delle difficoltà che alcune regioni del sud, la Campania in primis, ha, ad esempio la deprivazione, la bassa scolarità, aspetti sociali che però possono avere dei riverberi anche dal punto di vista sanitario, cioè ci si ammala di più se si vive in un welfare che non funziona. Ed è stata riconosciuta da tutte le regioni, così come verrà riconosciuto in futuro, credo, anche l'ambiente, tipo vivere in Val Padana dove c'è una coltre di polveri
che per fortuna qui, complice il mare, il vento e altre caratteristiche, non abbiamo. Ma noi abbiamo fatto valere un'altra caratteristica, che è quella della età. La regione Liguria è la regione più vecchia d'Europa. Ogni ragazzo sotto i 14 anni di età, quindi da 14 a 0, in regione Liguria ci sono 2,66 anziani oltre i 65, contro una media nazionale che vede un rapporto 1 a 86 a 1. Allora questa cosa ci siamo battuti tenacemente per farla riconoscere strutturalmente, e questo ha portato ad un incremento del fondo per noi, e questa mi pare una vittoria storica, perché non era mai stata messa strutturalmente, veniva compensata con una specie di fondo premiale che però era molto variabile, poteva essere dato oppure no. Invece in questo caso è stato scritto che a partire dal 2023 è scritto che una quota percentuale pari al 17% di una certa quota del fondo è destinata alla Regione Liguria. E quindi questo è la nostra, il nostro finanziamento generale. Poi, come sempre, i soldi, pochi o tanti che siano, bisogna usarli bene, bisogna essere appropriati, cioè bisogna fare le cose che servono, quelle che servono si fanno tutte, non si lesinano risorse a nessuno. Quando c'è da curare anche una persona sola che ha un problema che costa tanto, è necessario investire su quella persona, perché quella persona, il valore della sua vita è infinito, non è calcolabile, e di conseguenza si cura. Però dobbiamo fare un ragionamento di bilanciamento delle risorse, e quindi appropriati. Lei parlava prima del PNRR, quindi se le posso chiedere quali sono poi i progetti che state portando avanti. Dunque il PNRR prevede per ciò che attiene alla sanità tante cose. Diciamo, le più importanti sono appunto la creazione sul territorio, su tutto il territorio ligure, di centrali operative, che sono poi un po' le strutture dei distretti, che sono delle aree, dei territori della regione, dove la centrale operativa è un po' il coordinatore di tutte le attività che vengono svolte, quindi in qualche modo è un po' la sede, diciamo, di prenotazione, di organizzazione di queste attività. Poi ci sono le case di comunità, che sono dei luoghi dove medici di medicina generale insieme, quindi facendo delle associazioni funzionali territoriali, queste AFT, insieme lì, insieme alla presenza di alcuni specialisti, magari non so, il lunedì il cardiologo, il martedì un altro specialista e via così, infermieri, trovano lì risposte. C'è un po' di diagnostica, quindi qualche esame può essere svolto sia in termini laboratoristici che strumentali, di bassa complessità, tutto ciò per evitare che il paziente vada al pronto soccorso a cercare questa risposta di bassa complessità. Poi gli ospedali di comunità, che sono dei luoghi dove il paziente o ci va direttamente perché ha una patologia di poco conto ma a casa non la si riesce a gestire, oppure un paziente che esce dal pronto soccorso dopo una fase post-acute ha ancora bisogno di qualche giorno prima di poter tornare al proprio domicilio o andare in RSA, qualora perda la sua autonomia completa. Quando parliamo di case di comunità dobbiamo immaginarci, come dire, un potenziamento di strutture già esistenti o anche la creazione di nuove strutture? L'una e l'altra, nel senso che vi sono strutture che lo sono già, non so, mi viene in mente adesso l'ospedale di Cairo Montenotte, per dire, che mi viene in mente il primo perché dentro l'ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte, appunto nel Savonese, c'è dentro l'ospedale di comunità, la casa di comunità, la centrale operativa territoriale e tante altre cose che servono a potenziare davvero, ecco. Oppure sono strutture da convertire, magari sono state strutture utilizzate per altre cose che vengono riconvertite, trasformate in case di comunità. C'è un piano 4, si parlava di Villa Laura, mi pare Sasti Levante? È l'unica o? Davanti, no, ma stanno facendo i contratti in questo momento, tenga presente che è una roba che si chiude col 26 e quindi voglio dire, l'operazione sembrano tanti anni, ma in realtà non lo sono affatto, perché tra fare i contratti, le progettazioni, eccetera, e poi fare i lavori che servono, questo è il... Nel frattempo noi però viviamo in questi anni e quindi dobbiamo fare il massimo che possiamo con le risorse che abbiamo, tenendo conto che il nostro punto di atterraggio sarà quello.
Dal punto di vista dei posti letto invece c'è qualche criticità, penso all'ASL 4, mi sembra recentemente anche il sindaco di Sestri Levante lamentava come una perdita di una ventina di posti letto all'ospedale sestrese. Sì, è una domanda che mi è già stata fatta più volte. Allora, il problema dell'ospedale di Sestri, intanto c'è da dire che l'ospedale di Sestri è diventato un ospedale come posso dire, era stato adibito al Covid nel periodo del Covid. C'erano una ventina di letti, diciamo, di discipline diverse, una roba multidisciplinare, l'oncologia, la medicina, l'ematologia, l'infettivologia, la pneumologia. Questi letti non sono persi, sono semplicemente non più allocati per disciplina, ma distribuiti in maniera per intensità di cure, dove lo specialista, se servono più letti del pneumologo se li prenderà il pneumologo, se servono all'ematologo li prenderà l'ematologo, ma nel complesso il numero dei letti è rimasto tale. Un'ultima domanda per concludere, un focus sulla questione Covid e anche influenza, visto che siamo nel mese che chiude l'anno e ci sembra di leggere un aumento anche dei casi sia da una parte che dall'altra. L'aumento era prevedibile perché nel periodo invernale è evidente che i virus aerotrasmessi insomma, sono più facilitati a muoversi, però, e qui è un appello che faccio alla popolazione, se non vogliamo passare il Natale non sotto l'albero ma sotto le coperte, abbiamo ancora tempo a vaccinarci. C'è la possibilità, tra l'altro, come ho fatto io personalmente, di vaccinarsi nello stesso giorno facendo il richiamo dell'una e il richiamo dell'altra, il richiamo del Covid e il richiamo dell'influenza, in modo tale da, nel giro di un po' di giorni, avere un sistema immunitario sufficientemente capace di essere attrezzato ad affrontare le due virali che sono presenti, in modo tale da evitare appunto da un lato di passare delle feste di Natale male e in secondo luogo di finire al pronto soccorso, soprattutto se si è anziani o con delle comorbidità, con delle malattie croniche importanti, finire in ospedale ricoverati e poi non ultimo finire nei pronto soccorso e affollare i pronto soccorso e quindi soffocare il pronto soccorso e gli ospedali. Possiamo chiuderla con un appello, perché sembra che ci sia ancora molta paura a vaccinarsi e la cosa infatti adesso si sta un po' trascinando, come lei stava dicendo, c'è poca corsa. La gente si vaccina quando vede morire gli altri, la gente si vaccina quando ha paura, il massimo della vaccinazione l'abbiamo ottenuto quando davvero, a parte qualche frangia contraria, ma in generale la massa delle persone si è vaccinata quando vedeva fisicamente qualche amico, qualche familiare morire per il Covid. Noi oggi dobbiamo imparare la lezione del Covid e dire che gli strumenti vaccinali sono le uniche armi che abbiamo a disposizione per contrastare malattie a trasmissione aerea come sono il Covid e l'influenza. Quindi l'unica cosa che possiamo fare oggi è vaccinarsi. Ci sono offerte vaccinali ovunque, quindi non è un problema, ovunque. Si va lì, ci si vaccina per entrambe le cose. Nemmeno i giovani sono esenti da queste cose, non solo per il Covid, ma anche per l'influenza, perché quest'anno l'influenza è una patologia che non abbiamo più visto negli ultimi 2 anni, complice l'isolamento, il distanziamento, le mascherine. Oggi noi siamo tornati a vivere liberi, normale, e quindi di conseguenza la possibilità che questo virus circoli di più. Siccome non l'abbiamo mai incontrato, quindi abbiamo perso anche sotto certo aspetto la forza di rispondere a questa malattia, potrebbe essere un anno pericoloso. Perciò rifare il richiamo di entrambi i vaccini è strategico. Davvero, se non vogliamo fare il Natale sotto le coperte e vogliamo farlo sotto l'albero a scartare qualche pacchetto, vacciniamoci. Assessore, grazie per averci risposto e buon lavoro. Grazie a voi.